Condizionata per 5-6 anni, Bertelsmann, Beethoven, Boreagal, Brony del Sauro, Boulegan, GMG, Biluleo in prima fila, Adrenaline Go, Bellatrix Font, Holly Molly e British Matley in seconda, ritirata Bimba Kapar. In chiusura gioco su Boreagal e Holly Molly. Macchina che stacca in questo momento, veloce dall'esterno, e Biluleo che cerca di sfilare ma trova Boulegan GMG che parte altrettanto sollecito e conquista la testa. Biluleo però si presenta cattivo, dopo 150 metri ottiene il via libera e passa a condurre, quindi Biluleo in vantaggio. Numero 1 Berta SM Ha sbagliato Berta SM, squalificato. intanto Biluleo ha preso vantaggio e guida con 2 lunghezze di margine nei confronti di Boulegan GMG. In terza posizione dovrebbe essere Adrenaline Go. Se ne vanno i 400 iniziali in 29,5, continua a guidare ora con 3 lunghezze abbondanti il leader Biluleo. Boulegan GMG in seconda posizione cerca di ridurre il gap, in terza posizione c'è Boreagal, poi gli altri, ma l'andatura è sempre piuttosto svelta, 45,1 per i primi 600 metri di gara. All'esterno si impegna intanto Holly Molly, ma Biluleo percorre il primo giro in 1 minuto. Terza ruota addirittura per Bellatrix Font. Intanto Holly Molly si porta in seconda posizione dopo aver scavalcato Boulegan GMG, e Biluleo percorre il primo chilometro nell'ordine dell'1:15,7. Avanza ancora Bellatrix Font, ma viene anticipata da Brony del Sauro. Brony del Sauro si ingamba all'esterno. Intanto in vantaggio è sempre Biluleo. Terza ruota per Bellatrix che insiste nella sua progressione. A 400 dalla conclusione per sempre Biluleo a comandare la corsa nei confronti di Holly Molly, poi Brony del Sauro e Bellatrix Font, questi 4. Quando siamo a 250 dal palo, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, Biluleo si presenta in vantaggio. Biluleo in testa a 80 dalla conclusione, lo attacca a centropista Brony del Sauro nel finale. Brony del Sauro va su Biluleo, li impegna a fondo, i due sono in linea sul palo. Forse Brony del Sauro mette qualcosa davanti all'avversario, ma probabilmente foto, anche se l'impressione visiva è che forse Brony del Sauro riesca a prevalere di misura. Arrivo comunque molto stretto, vediamo Biluleo in vantaggio, Brony del Sauro però che guadagna terreno a centropista e nelle battute conclusive lo pizzica, lo batte sul palo, come ci mostrano le immagini del rallenti, mentre al terzo posto finisce una valida Holly Molly. Il successo quindi per il numero 4 Brony del Sauro. Sandro Miraglia in sediolo per conto di Mauro Guasti e della scuderia S. Gil.